Smith Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming to keep it. Und Pele. Cristiano Ronaldo, who is onside. First one, puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Parte ufficialmente una nuova trasmissione e racconteremo l'altro lato del calcio. Lo facciamo in una maniera totalmente diversa e addirittura prima di andare in sigla e poi conoscere il personaggio che ci è venuto a trovare qui nei nostri studi, chiacchieriamo con colui che lo conosce probabilmente bene. Lui si chiama Silvano. Ciao Silvano. Ciao. Allora, questo personaggio che tra poco andremo ad incontrare è una persona che conosci da molto tempo? Da quando è nato? Addirittura? Sì. Ed è cambiato negli anni? Sicuramente sì, perché da piccolo a grande probabilmente si cambia. Ma il carattere? Il carattere è stato sempre un bravissimo ragazzo. Mi è piaciuto sempre la passione del calcio. Ai 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 ai. Da sempre. Quanti vetri ha rotto? Tantissimo, giocavo nelle strade dappertutto. Ma voi come vi siete conosciuti? Noi abitiamo in un piccolo paese e siamo nello stesso quartiere. E perciò quindi siete cresciuti insieme? Io sono un po' più grande, perciò l'ho visto. Ma da bambino era terribile oppure era sempre un tipo anche solitario? No, terribile. Monello. Monello, anche troppo direi. Sì. Ho capito. Senti, adesso che è diventato un po' più grande è più riflessivo secondo te? Oppure continua ad essere ribelle? No, non è un tipo ribelle, lui la sua natura è buona. E quindi? Anzi, è troppo buona. Troppo buona. Glielo dico io che lo conosco da sempre. Beh certo, con lui hai viaggiato, hai avuto modo anche di frequentare altre persone e quando sei stato con tante altre persone, come lo vedevi? Come un fratello, come un amico, come l'amico di sempre? Oppure, ma guarda quel disgraziato lì? Noi abbiamo fatto vacanze insieme, viaggi, tante cose. Anche nel calcio siamo stati insieme, lui è stato sempre un grande amico, un grande fratello. Quindi lo porti sempre nel mio tuo cuore. Sì. Via con la sigla e tra poco con il primo personaggio di Football B-Side. Ancora una volta ben trovati, dopo la sigla a questo punto dobbiamo veramente svelare il personaggio di questa puntata di Football B-Side. È un personaggio straordinario, ha a che fare con il mondo del calcio, personaggio a 360 gradi, lui si chiama
Peppe Pagana. Ciao Peppe, ben Ciao. trovato. Ciao, grazie dell'invito. Allora, diciamolo pure, questa è una trasmissione dove non si parla di calcio. Cercheremo anche di scoprire quelle che sono un po' le caratteristiche al di là dell'aspetto calcistico dei personaggi che ci vengono a trovare. Abbiamo un paio di domande da farti. Poi tra l'altro qui nella nostra scenografia abbiamo inserito un mappamondo ed un telefono. Più tardi ti svelerò perché sono messi qui e avrai modo anche di divertirti anche con noi. Inizio subito a farti una prima domanda che è particolare, tra l'altro un po' si avvicina alle tue ultime vicende sportive, però abbiamo detto che di calcio parleremo poco. Un vero amico ti ha mai tradito? E tu come hai reagito? No, un vero amico non mi ha mai tradito, altrimenti non è un amico. Certo, Magari qualche volta sono stato tradito da qualcuno a cui ho dato, diciamo, la mia amicizia. Magari mi sono fidato in maniera ingenua, perché in tanti mi rimproverano il fatto che forse io sono troppo buono, sono troppo positivo, che non vedo il male. E magari qualche volta, diciamo, sono rimasto amareggiato, deluso. Però sono esperienze di vita che penso che servono anche a crescere un pochettino, a fortificare. ti sono poi serviti questi suggerimenti che ti hanno fatto? Se effettivamente quello era un amico oppure non era un amico? Sì, quello sì, perché poi quello che contano sono i fatti. Perché inizialmente magari quando tu ti fidi di qualcuno è perché cerchi di trovare il buono dove magari il buono non c'è e poi invece ci vai a sbattere la faccia e ti rendi conto che effettivamente hai sbagliato. Perché poi, come si dice, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Certo, certo. E in questo caso tu come hai reagito? Quasi mettendoti da parte e ragionando sul comportamento oppure poi in presa diretta hai detto quello che pensavi subito a questa stessa persona? No, guarda, io per carattere dico subito quello che penso. Volte anche... Cioè non conti fino a 10? No, 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 no. Soprattutto quando sono, diciamo, arrabbiato e deluso, quando mi sento tradito, quando a me la cosa che più mi dà fastidio è essere preso in giro. È una cosa che mi dà fastidio anche il fatto, anche nel calcio, per dire, per come sono fatto io, a me piace che le cose dipendono da me. E anche le mie squadre, quando vanno in campo, non devono sfruttare gli errori degli avversari o sperare che gli altri facciano qualcosa di sbagliato. Giusto, E giusto. anche nella vita a me piace prendermi le mie responsabilità. E la cosa che mi dà fastidio è quando gli altri cercano di metterti in cattiva luce per, tra virgolette, cercare di salvaguardare il proprio orticello. Questa è una cosa che a me dà troppo fastidio. Cioè uno, se deve pagare per quello che fa. Se uno ci deve mettere la faccia, ci deve mettere la faccia per quello che fa. Se uno è bravo, deve essere bravo per quello che fa, non perché devi fare passare Peppe. gli altri che sono scarsi o che non sono buoni. Invece ci sono in tanti che per, tra virgolette, scaricarsi le proprie responsabilità puntano il dito contro gli altri perché è la cosa più semplice da fare. E quella è una cosa a me mi manda fuori di testa perché tante volte, soprattutto oggi come oggi dove c'è l'era dei social, tante persone da fuori ascoltano troppo quello che dicono gli altri e ci sono tanti che sono bravi a dire le bugie. Ci sono anche dei fraintendimenti. Dei fraintendimenti, a me piace chiarire perché non mi piace passare per quello che non sono. Cioè Ho io capito. se devo pagare per quello che sono, se devo, tra virgolette, metterci la faccia per quello che faccio. Quindi in poche parole l'amicizia punto fondamentale diciamo anche della tua personalità ed è un punto che poi probabilmente hai migliorato negli anni anche attraverso la conoscenza di tantissimi ragazzi che Certo. hanno giocato con te e che hai pure allenato, no? Ma io punto tutti i rapporti, anche i rapporti con i ragazzi, sia quando ero calciatore con i miei compagni di squadra, adesso con i ragazzi che alleno, sulla fiducia. E la fiducia va data e allo stesso tempo tu la devi dare. Gli errori fatti ti servono a crescere, però io per come sono fatto, nel momento in cui qualcuno tradisce la mia fiducia, io non faccio pagare la causa agli altri non c'entrano niente. Questo è anche Se mi vero, capitano, questo è anche vero. rapporti nuovi, io instauro sempre rapporti sulla fiducia perché per me fanno la differenza. In qualsiasi tipo di rapporto, che sia amicizia, d'amore o di lavoro, la fiducia è basilare. Quindi partendo dal presupposto che se ogni tanto diciamo sono rimasto deluso, però allo stesso tempo uno deve avere la maturità di non far ricadere le colpe su altri, perché se poi arriva una persona, diciamo, anche per bene, che non è un traditore, che non ti tradisce, perché fargli pagare le pene degli altri? Giusto, hai ragione. Allora Peppe, adesso cambiamo totalmente discussione perché voglio farti una domanda un po' strana, però molto vicina al mondo dello sport, al mondo del calcio. La moda incide nel tuo modo di apparire? No, la moda no. Sinceramente io sin da piccolo non ho seguito mai uno stile. Diciamo, in base a come mi sveglio. C'è quando metto, diciamo, il jeans, c'è quando metto l'abito, non c'è una situazione particolare in base tipo al
al mio modo di stare in quel momento, quindi non incide più di tanto. Cioè non c'è una linea ben No, precisa, no, della no, serie per niente. la mattina quando ti alzi, apri l'armadio, Io la prima penso- cosa che c'è sì. la Quello che in indossi. quel momento pensi di indossare, come nella vita, devi saper stare in tutti i posti, secondo me, se vuoi stare bene nel mondo, altrimenti diventi È vero. monotematico e diventa un problema, secondo me. Attenzione perché adesso la prossima domanda è decisamente un po' più impegnativa, vediamo un pochettino se sei pronto, me la sono anche scritta così insomma ci comprendiamo bene. Se sei un credente, tu quando preghi? Quando ne hai bisogno oppure spesso? Perché la fede non ha orari. Ma io posso dire che io prego la sera prima di andare a letto, sempre. Ecco, questa è una bella confessione. Quindi, quindi non c'entra il fatto di quando ne hai bisogno, no. Diciamo, sin da piccolo... Cioè non hai un orario? No, no, no. Quando no. senti il bisogno di comunicare qualcosa Sì, con sì, per abitudine, un'entità? perché diciamo sono stato educato così, perché da piccolo frequentavo la chiesa in maniera proprio assidua, ho fatto il catechismo, facevo pure il cherichetto, servivo la messa, quindi da Cioè, piccolo... avete sentito bene? Peppe Pagana faceva il chirichetto. Sì, 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 perché nei nostri paesi da piccoli, diciamo, si faceva tutta la trafila come la scuola, c'era la prima elementare, la seconda elementare e frequentava il catechismo. E poi Possibilmente c'era anche il campo di mattonelle attivo sì, e poi facevi i dopo si tornei, andava sì, subito a giocare. A giocare e quindi sono stato educato così. Bene, sono contento perché la tua risposta è anche molto riflessiva e mi fa capire che il tuo rapporto con la fede è importante, è pesante, cioè fa parte della mia vita, della sì. tua vita, della tua vita. La TV ti accompagna oppure la vai a cercare? Perché proprio non ne puoi fare a meno secondo te? Cioè la No. TV intesa come qualsiasi senso punto generale. di riferimento No, mi o accompagna. giornalistico sportivo? No, mi accompagna, non la vado a cercare, quello che trovo così. Cioè non sei uno che, cavolo, c'ho no, quell'appuntamento televisivo, per devo niente. andarla a vedere. Completamente, per niente, no. Ma è Anzi. una tua caratteristica che hai vissuto adesso proprio perché facendo sport a 360 gradi non hai tempo? Oppure perché da sempre la No, da televisione non- sempre non mi piace, ad esempio quando ci sono quelle serie, ci sono quelli tipo il mercoledì sera c'è l'appuntamento. Ho capito. Quindi no, mi accompagna, quando arrivo a casa senza orari, quello che trovo, se ti interessa tipo lo guardi, altrimenti niente. Ho capito. Certo, se c'è una fiction magari legata allo sport, al calcio. Sì, un se po' ci di sono le curi- cose che ti un po' interessano, di curiosità un po' di c'è. curiosità c'è, però diciamo non diventa una malattia. Ho capito. Allora, Peppe, ti ho anticipato nel tuo spazio la presenza di un mappamondo e di un telefono, che saranno due punti fondamentali del nostro programma. Iniziamo con il mappamondo. Perché il mappamondo? Perché io credo che un po' tutti nella propria vita hanno dei sogni, quelli magari di viaggiare più lontano possibile. Sicuramente in questo mappamondo c'è la località che tu ameresti visitare, può darsi che l'hai pure già visitata. Qual è, per esempio, il posto dove ti piacerebbe andare oppure ritornare? Ma a me il posto che tipo ci sono stato e che da sempre mi ha affascinato è Barcellona. Hai colpito sul segno allora. Perché proprio Barcellona? Barcellona perché ci sono stato in gita scolastica e mi è rimasta nel cuore, ho passato 8 giorni bellissimi, indimenticabili. E poi perché da piccolo ho avuto sempre calcisticamente una passione per il Barcellona, dai videogiochi alla maglia, infatti quando c'è stata l'esperienza a Troina, diciamo, un anno ho cercato di ricopiare quella maglia. E poi perché da lì sono passati tutti i giocatori che secondo me più importanti, ma soprattutto quelli che mi piacevano di più, che mi affascinavano. C'è stata una persona che secondo me ha rivoluzionato il calcio, che è stato Cruyff, di cui diciamo io sono un estimatore, un Beh, a appassionato. seguire anche Guardiola, Sì, direi. sì, però il primo diciamo è stato Sì, Cruyff. è stato lui. Per una serie di cose è stato un posto che mi è piaciuto tanto, è un posto dove ritornerei volentieri. Bene, sono contento. E hai portato sicuramente a casa qualche ricordo considerevole, Sì, per sì, esempio sì. la visita al Nou Camp, Al Nou Camp, sicuramente quello al non museo, è mancata. quello rimane una cosa indimenticabile perché chi non ci va non lo può capire cosa rappresenta, come è fatto, perché diciamo adesso ora in Italia la Juve e poi altre squadre hanno cercato di rifarsi a queste realtà, ma quando io ci sono andato allora ero giovanissimo. Diciamo che è partito tutto da là, Barcellona Sì. ha aperto un'autostrada. Un'autostrada, ma anche perché lì era una polisportiva, c'era anche tipo la pallavolo, Sì. c'era un po' di tutto, cose che tipo lontani da noi, perché noi qui c'era il campo da calcio, Sì, è poi vero. disposti dall'altra parte c'è la palestra di pallavolo, invece lì proprio c'è la polisportiva Barcellona che ripeto, è una cosa bella, Con affascinante, e risultati poi- anche considerevoli. considerevoli, e poi il Camp Nou visto dal vivo È straordinario. straordinario.
È vero, è vero. Allora a questo punto, voi che ci state seguendo in questo momento, la brevissima clip su Barcellona, il posto che più ama in modo particolare Peppe Pagana. Condivido appieno la scelta di Peppe Pagana, perché Barcellona è una città meravigliosa. Tra l'altro, dopo le Olimpiadi del 1988 è stata completamente rivoluzionata sia dal punto di vista logistico ma anche paesaggistico, strade, autostrade, di una bellezza meravigliosa. Quindi fai bene a consigliare Barcellona come viaggio importante anche per chi si vuole anche un po' divertire. Perché le Ramblas sono famose in tutto il mondo. Accanto al nostro mappamondo dei sogni abbiamo il telefono, perché attenzione, il telefono è sempre una cosa importante per chi fa sport e per chi fa calcio, no? Qual è la telefonata che vorresti che arrivasse? Ma più che vorrei, purtroppo non è mai arrivata. Ai. No, la telefonata di una squadra di Serie A. Ti spiego il perché. Raccontaci. Perché siccome io, da quando ho iniziato a giocare, allora si partiva dalla terza categoria, Sì. e c'era l'eccellenza, la Serie D, c'era la C2, la C1, la B, e diciamo che io passo dopo passo le ho fatte tutte, tranne la Serie A. Quindi ti manca quella. Mi manca solo quella. E allora tipo sarebbe stato tipo come il coronamento non di un sogno, di un percorso fatto di sacrifici, perché io vengo da una piccola realtà troina, dove ho iniziato dalla terza categoria, e dopo passo, diciamo, non è stato che tu hai fatto un anno qui e poi hai fatto il triplo passo, no, anno dopo anno io tipo col Torino sono arrivato in promozione, Sì. poi col Paternò dall'eccellenza sono arrivato alla Serie C1, poi sono andato in Serie B a Bari, quindi mi mancava solamente
magari una presenza Era in Serie- l'ultimo era gradino. l'ultimo gradino per poter dire le ho fatte tutte. Attenzione, perché la telefonata può sempre comunque arrivare, no? Anche adesso con un nuovo ruolo, non quello da calciatore. Sì, quello sì, però diciamo che quello non mancherà sempre, è una cosa che, ripeto, no, al di là del fatto del prestigio, di tutto, è proprio per una questione mia personale, perché potevo tranquillamente dire che le avevo fatte veramente tutte. Certo. E invece non è arrivata, però, come hai detto tu, mai dire mai. Mai dire mai. Il telefono però ha un doppio senso in questo caso, perché la telefonata che vorresti che arrivasse, ma la telefonata che ti è arrivata e che ti ha amareggiato tantissimo, l'hai mai ricevuta? Sì, la telefonata che mi ha amareggiato tantissimo, mi ricordo in una partita, eravamo di rientro dalla Sicilia, giocavamo a Modica, ero col Gallipoli, e mi è arrivata una telefonata dall'aeroporto e eravamo felici perché avevamo vinto una partita importante. Mi ha chiamato il mio ex compagno ed era venuto a mancare Vincenzo Del Vecchio. Vincenzo Un Del grandissimo Vecchio. esempio di uomo, è stato per me un punto di riferimento importante perché io allora ero giovanissimo, lui invece diciamo era il più grande del gruppo, allora mi ha onorato col fatto che ha consigliato a tutti di farmi fare il capitano, sono stati passi importanti nella mia vita. E spesso andavo a casa sua a pranzare, a cenare, ho avuto modo di conoscerlo. C'era un'amicizia anche al di là del Sì, calcio, al di là del calcio, e ma queste io- sono le cose che rimangono Sì, per sì, sempre. per sempre. E lì quella telefonata Ti ha amareggiato. mi ha amareggiato, era meglio non averla ricevuta mai. Purtroppo nella vita arrivano le Arrivano telefonate anche belle, le telefonate purtroppo brutte, drammatiche, però è anche vero che la vita ci deve portare sempre a voltar pagina. Sì. E in questo caso credo che insomma tu hai avuto poi anche la capacità di voltare pagina perché hai proseguito Sì. anche la tua carriera. Allora, questa bella chiacchierata sta per concludersi, ma si conclude con la musica che credo accompagni un po' tutti nella propria vita. Voi sportivi, noi che bene o male abbiamo fatto anche altre cose nel mondo della musica, la riteniamo fondamentale perché ci dà equilibrio, ci dà anche creatività. La musica penso che sia stata fondamentale anche per te. Qual è la tua canzone che porterai sempre nel tuo, non dico Walkman perché è un aggeggio ormai in disuso, però nel tuo telefonino, perché adesso il telefonino fa 30.000 cose. No, io la musica l'ascolto 360 gradi. Sì. Non ho un cantante preferito, non ho un gruppo preferito. C'è una canzone che mi piace perché quando la sento, quando la riascolto mi fa venire in mente sempre dei bei ricordi. Sì. Ed è Piccola Stella perché mi ricordo allora giovanissimo, giocavo a Paternò. Eri in Serie C. Sì, in Serie C, e durante una trasmissione hanno proiettato un video alle mie spalle dove c'erano i miei gol in sequenza e c'era questa canzone di sottofondo. E quindi ogni tanto magari quando avevo bisogno di ricaricare un pochettino le pile riascoltavo questa canzone perché mi faceva venire in mente queste... E io sono sicuro che questa canzone adesso, ogni qualvolta l'ascolti, ti mette di fronte quelle immagini, Quelle anche immagini. se tu materialmente quelle immagini non ce l'hai. Non ce l'ho, bravo. E E per queste questo sono le mi è cose rimasta dentro perché mi muove quei ricordi. La musica accompagna moltissimo in questo caso e rimarrà probabilmente per sempre nei tuoi ricordi. Bene Peppe, io credo che abbiamo avuto modo così anche di conoscere l'altro lato, volutamente non parliamo del tuo momento calcistico, ci interessa poco, oggi ci interessava conoscere altri spunti di Peppe Pagana, un Peppe credo riflessivo, molto riflessivo, attento anche probabilmente al mondo attuale, no? Cioè segue la musica, segue la moda quando gli va, aspetta sempre quella telefonata che potrebbe sempre arrivare e ha anche un sogno, quello magari di ritornare a Barcellona. Sì. Bene, allora io ti ringrazio per questa tua presenza all'interno di Football B-Side e chiaramente adesso ci guardiamo attraverso tuoi momenti questa bella canzone di Ligabue che si intitola? Piccola Stella. Perfetto, a voi la videocanzone di Peppe Pagana. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? E sei tu che fai? O in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio, ti brucerai,
risposte. È solo che tu a volte credi non ti basti. Forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, e ti mostrerai. Ci incanteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierai, dietro una scia un soffio, un velo, e ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, e ti mostrerai. Ci incanteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierai, dietro una scia un soffio, un velo, e ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Rieccoci di nuovo insieme e adesso ospitiamo il secondo ospite all'interno della nostra trasmissione Football B-Side. Come al solito anticipiamo la presenza di questo nuovo incontro con un amico fraterno di colui che adesso chiuderà la nostra puntata. Parliamo con Cosimo. Ciao Cosimo. Ciao a tutti. Allora, diciamolo pure, questo personaggio che tra poco verrà qui a parlare, a chiacchierare con noi, è un personaggio che secondo me conosci anche da troppo tempo, o sbaglio? Mezzo secolo quasi. Addirittura. No. Quanto è cambiato dall'adolescenza alla maturità la figura del personaggio che tra poco conosceremo? Guarda, dal punto di vista dell'immagine tantissimo, ma è sempre la persona che conosco. L'indole è quella. Sì, è sempre stato una persona creativa, piena di iniziative, piena di tante cose. Avete mai litigato? Mai. Cioè, è una cosa incredibile, ma... Cioè, voi non avete mai litigato? Guarda, avete condiviso tra l'altro molte cose. Esattamente, avremmo avuto anche moltissimi motivi occasione per farlo. Sì? Poi ci siamo sempre confrontati in vari progetti, da quello musicale all'inizio. Beh, certo, immagino. A tantissimi altri progetti che nell'arco della nostra vita poi si sono succeduti, e quindi è stato sempre dietro l'angolo magari il litigio. Certo. Non è mai scattato perché... Primo perché con poca modestia mi reputo e ci reputiamo persone intelligenti da non cascare in queste. Assolutamente, anche se quando si è un po' più giovane è più facile magari insomma litigare, quando si è un po' più maturi è più facile non farlo. Però la domanda era se avevamo mai litigato, sì. Non è mai successo, ma neanche la sfumatura, litigare nel senso non proprio la litigata fortissima, quella che poi certo. Allo scontro, ma neanche Tony, non c'è mai stata, anche perché poi ci ha sempre accomunato nell'arco della nostra vita. Delle cose in comune? Ci hanno divertito, ci siamo divertiti e forse non abbiamo avuto neanche il tempo di litigare. Qual è la cosa che avresti voluto veramente condividere con lui in maniera molto personale, tra te e lui? Quello che abbiamo condiviso insieme è sicuramente, che magari non può nascondere più, l'esperienza musicale, ma io parlo veramente del secolo scorso. Sì? Abbiamo cominciato, lì vivevamo quasi H24 assieme. Le prove, i concerti, le esperienze, c'era sempre un motivo per... ma poi anche dopo, anche l'esperienza giornalistica, perché il signorotto che sarà poi ospite sì? fra un po',
oggi ha, secondo me, una delle pochissime persone, almeno nel nostro territorio, che è poeta, scrittore, cantante. Sì, beh, è un personaggio a 360 gradi. E di queste cose le fa anche bene. Non è soltanto il fatto di saper fare, Insomma, fare tante cose. è una persona positiva. Oh, in questo momento vorrei dirlo. Sì, in questo è una persona positiva. Benissimo. Sì, Va bene, siamo molto curiosi, cioè io lo conosco, ma io credo che le dichiarazioni di Cosimo abbiano suscitato anche molta curiosità. Chi sarà mai questo personaggio? Ti ringrazio Cosimo e allora a questo punto attenzione perché tra pochissimo il secondo ospite a Football B-Side. Siamo veramente curiosi a questo punto di conoscere l'ospite che chiude la seconda parte della nostra trasmissione, ovvero l'ospite che ci ha presentato poc'anzi il suo caro amico Cosimo. Lui è Francesco Santocono. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Cosimo ti ha presentato in una maniera molto chiara e diretta. Conosco Cosimo, probabilmente fin troppo diretto. Immagino. Allora Francesco, subito vado a presentarti i due oggetti che ci sono qui nella scena di questa scenografia firmata da Salvo Campo. Abbiamo un telefono decisamente datato, come puoi ben vedere, anni 50, che un po' tutti abbiamo avuto. Non c'ero. Ma tu non c'eri negli anni 50? No, ancora no. Però i tuoi genitori sicuramente avevano Sicuramente questo. E poi soprattutto il mappamondo che ispira viaggi, avventure, storie. Ma di questi due oggetti ne parleremo dopo perché saranno fonte delle domande che ti formulerò. Adesso invece andiamo a conoscere un po' nel dettaglio alcune domande che riguardano Francesco Santocono. Tra l'altro volutamente non parliamo di calcio perché noi non vogliamo parlare di calcio all'interno della nostra trasmissione, cercando di scoprire quelle che sono le caratteristiche appunto del nostro ospite, al di là di una palla rotonda che tra l'altro, come tu ben vedi, è anche questa molto anni 50. Esatto, e questa è una cosa storica che meraviglioso. Insomma, Quando il calcio era calcio. Però è anche vero che poi quando pioveva questo pallone pesava a una quantità esagerata. Immagino di sì. Immagina. Allora, prima domanda per Francesco Santocono. Partiresti per un reality show, per intenderci, Isola dei Famosi, Grande Fratello? Guarda, partirei in un luogo esotico, ma avere le telecamere addosso mentre faccio cose personali, sinceramente ne faccio volentieri a meno. Ah, quindi non condividi questo No. modo di raccontarsi, perché poi un po' alla fine ci si racconta in maniera veritiera. Massima libertà per ognuno di noi, non li guardo i reality show, non mi piacciono, non condivido mettere in mostra quella parte di personalità privata, quel poco che ormai rimane, perché ormai con i social... I social ti hanno aperto Esatto, in maniera incredibile. Quel poco me lo riservo, quindi non andrei mai in un reality. Ma i reality secondo te sono stati fatti proprio per mettere in piazza le personalità delle persone, oppure soltanto uno spazio dedicato al business televisivo? Guarda, i reality hanno da una parte hanno avuto successo, perché adesso non credo che ne abbiano più di tanto. È un po' in fase calante. Esatto, hanno avuto un grande successo perché
sono andati a stimolare alcuni istinti primordiali dell'italiano, no? Che a noi ci piace un po' guardare dal buco della serratura, ci è sempre piaciuto. E questo è un vizio che l'italiano difficilmente perde. Quindi quando è arrivato il Grande Fratello era perfetto. Esattamente, era l'apoteosi di questo tipo di soluzione. In realtà, dal punto di vista del commercio televisivo, i reality poi hanno salvato anche tantissimi personaggi che erano in declino e che, se non fosse stato per questo tipo di trasmissioni, sarebbero stati fuori dalla. Quindi positivo da un lato business. per alcuni artisti che hanno rivissuto una nuova primavera, negativo perché probabilmente il messaggio è decisamente limitato. Mi è capitato di discutere anche con qualche amico che ha partecipato a questi reality, tu ne conosci qualcuno? Ivan Cattaneo, per esempio. Ivan Cattaneo, con cui abbiamo parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP, non era granché esaltato da quell'esperienza anche prima di entrarci. Addirittura. Anche prima di entrarci, l'ha fatto obiettivamente perché non è che ci sono tutte queste opportunità di lavoro oggi in televisione se escludi queste Quando arriva una proposta di questa, la si prende al volo. E io un po' simpaticamente lo rimproveravo perché lo reputo un grande artista e io ho detto: Ivan, ma tu un grande artista che fai là dentro? E vabbè, dai, passo qualche mese là dentro, si è divertito. Beh, si è divertito. Sì, ha fatto anche divertire molto. È vero. Cambio completamente registro e ti faccio un'altra domanda. Gelosia forse è nata verso qualcosa, che sia un amore oppure un fatto materialistico. Come hai reagito verso questa sensazione? Io ho provato gelosia non verso qualcosa, ho provato più che gelosia possesso nei confronti di una persona, di una persona di cui sono stato innamorato. Però ti devo dire che devo andare molto in là nel tempo, perché poi la maturità ti quando ha fatto si un po' matura, quando vedere in una maniera diversa, esatto, ti fa vedere le cose in maniera diversa. Della gelosia. Però non mi dispiace essere geloso, non mi dispiace essere geloso. Secondo me completa il rapporto. Sì, in un certo qual modo, quando non si esagera, quando non si esagera, perché poi se non sai controllare la gelosia ti porta a compiere gesti che magari sono inopportuni. Però quel pizzico di gelosia ti soddisfa perché ti fa capire che stai provando delle sensazioni per un'altra persona, e guarda che è difficile innamorarsi di una persona. Io, se dovessi innamorarmi di una persona alla mia età, sarei l'uomo più felice del mondo. Non vedo l'ora di innamorarmi di una donna così come mi sono innamorato a 20 anni. So che non è possibile farlo in quel modo, però riprovare... Perché la gelosia sarà diversa. La gelosia sarà assolutamente diversa, quasi impercettibile, perché sostanzialmente riesci a controllarla già alla base, no? Certo, perché la maturità ti porta ad una riflessione totalmente diversa. Invece a 20 anni fai sciocchezze. C'è l'istinto. Fai sciocchezze. A 20 anni io seguivo la mia ragazza di nascosto, facevo stesse follie. Vabbè, Impensabile. L'immagine dei politici è in netta discesa. Sono molti i giovani di oggi che un po' la rifiutano. Arriverà un nuovo modo di fare politica oggi, secondo te? Io me lo auguro. Mi hai fatto una domanda, grazie per questa domanda, perché è molto interessante. Ho una mia idea ben precisa sulla politica. Io non ho mai fatto politica in prima persona, però ho ruotato attorno alla politica, quindi so come funziona. Oggi il livello politico si è abbassato, infatti. Ma non è colpa della politica. Si è abbassato il livello politico perché si è abbassato tutto il livello culturale del paese. No? Il sistema culturale si è abbassato e quindi si è abbassata anche la politica. Se tu vai tra i banchi del Parlamento regionale o addirittura del Consiglio comunale, non trovi più gli stessi personaggi che c'erano una volta e che avevano una marcia in più. Erano fondatori anche di un pensiero. Erano fondatori di un pensiero, avevano una marcia in più, avevano qualcosa in più. Oggi non c'è più questo. Ma la colpa, ripeto, non è della politica, la colpa è di quello che si è creato. Sostanzialmente nessuno più vuol fare politica perché oggi la politica è diventata un peso. Oggi i politici sono visti come nemici. Una volta i politici erano visti come salvatori della patria. Invece oggi adesso sono visti come nemici, come coloro che ti rubano lo stipendio, che c'è questo, magari questa... Beh, soprattutto anche da parte dei giovani, però, attenzione, cioè i giovani ancora di più rispetto alla media età. Ma i giovani non sanno cosa sono le istituzioni. Noi alla nostra età, ora
magari non diciamo qual è la nostra età, però alla nostra età, quando eravamo giovani, studiavamo L'educazione civica, ma soprattutto facevamo il militare, che ti formava. Tutti dicevano è un anno da buttare via. E invece no. E invece no, perché io ricordo che quando andai sotto le armi, prima di andare sotto le armi io cantavo, ero un trasgressivo, tu lo sai perché seguivi anche la musica che facevo. E soltanto sotto le armi imparai il senso delle regole, della disciplina, e non ero abituato. Soffrendo hai imparato ancora di più. Ho imparato ancora di più, e quando sono tornato dopo quell'esperienza ero un altro uomo, ero un'altra persona. Oggi quella parentesi, mi dispiace dirlo, ma i ragazzi non hanno questa fortuna. Ed è brutta questa cosa, perché Assolutamente, perché perdono una fetta di crescita della propria esistenza. Se tu a questo aggiungi che la famiglia sta avvenendo meno, non ci sono più le famiglie di una volta, oggi la maggior parte delle coppie sono separate e comunque sia ci sono pochi figli in famiglia, le famiglie che resistono hanno pochi figli. La mia famiglia era una famiglia numerosa, era una famiglia unita, e lì ti insegnavano determinati valori. Altro aspetto, la scuola. La scuola oggi, gli insegnanti sono in grande difficoltà. Bisogna aiutarli, i genitori devono... Non riescono a parlare neanche lo stesso linguaggio che serve ai ragazzi. Ma assolutamente, se io rispondevo a un insegnante, mio padre, appena tornava a casa, mi dava il classico ceffone, perché avevo risposto alla maestra. Oggi questo non è... Provate oggi a vedere poi la cosa rete, succede. La rete, insomma, ci fa capire anche il rapporto. Bisogna recuperare la scuola, la famiglia, e poi recuperiamo la cultura. Ma se prima non recuperiamo scuola e famiglia, non arriviamo da nessuna parte. Insomma, hai un aspetto della politica in questo momento molto pessimistico. No, io non sono pessimista, si può sempre recuperare. Certo, condivido. Ma bisogna mettere in moto determinati meccanismi. È vero, è vero. L'uomo libero di pensare si può ritenere un uomo egoista? No. Attenzione, perché la domanda ha un doppio senso, comprendi bene. Ma guarda, egoisti lo siamo un po' tutti. Mi sa di sì, Francesco. Chi più, chi meno, lo siamo un po' tutti. Liberi un po' meno. E questa cosa, insomma, non ci fa migliorare il rapporto anche con gli altri, probabilmente. Ma non c'è dubbio, perché un uomo che più egoista sei, meno libero sei. E quindi questo non ti porta a vedere le cose dalla giusta distanza, non riesci a concepire le giuste proporzioni. Ho capito. Bene, passiamo adesso ai nostri... Mi hai fatto domande troppo difficili. Però. No, dai, veramente. Mi aspettavo vi facessi parlare di musica. No, io ho questa trasmissione con un obiettivo ben preciso, quello di riuscire a carpire altre cose dei nostri ospiti. Tu sei stato e sei ancora tuttora un giornalista che ha a che fare con lo sport, per questo ti ho inserito nel pacchetto dei nostri potenziali ospiti, però è anche vero, siccome non possiamo parlare di sport, esatto. Allora ne ho approfittato per conoscere altri lati della tua personalità. Dicevo, parlando di nuovo a riguardo dei nostri due oggetti, iniziamo subito con il telefono, che come ho detto poc'anzi è decisamente datato, però ci dà l'idea proprio del telefono, perché ormai lo smartphone, diciamolo pure, è troppo tecnologico per individuarne le qualità invece che aveva il telefono d'epoca addirittura. Meraviglioso. Il telefono spesso e volentieri ti porta a ricevere telefonate importanti o meno importanti. Qual è invece la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Guarda, per me è stato un dramma. Ero ragazzo, ero stato mollato dalla mia ragazza e aspettai una telefonata per 3 anni, non arrivò mai. Cioè tu per 3 anni hai aspettato la telefonata di questa tua ragazza, fidanzata, che poi non è mai... Ma quando l'hai incontrata gli hai regalato uno smartphone? No, o un telefono? È stato carino. Se mi dai 3 secondi te lo dico, perché è un episodio molto curioso. Siamo qua per questo. Io avevo scritto per lei una canzone che ha avuto anche un bel successo all'epoca, la conoscerai, Come un pulcino. E allora, come un pulcino perché la chiamavo Pulcino, no? E allora poi mi mollò, io andai in giro per l'Italia a promuovere questo disco e un giorno mi ritrovai in una trasmissione di Daniele Piombi, La Pigna d'Argento, che si faceva allora
ad Acireale, alle Termini, stiamo parlando del 1989, Sì, quindi stiamo immagino parlando un fine po', anni 80. fine anni 80. Allora a un certo punto salì su palco perché Daniele Piombi mi invitò su palco Era tra il pubblico. ed era tra il pubblico col suo nuovo fidanzato e l'ho rivista accanto al suo nuovo E fidanzato. come hai fatto a cantare quella canzone con serenità? Ma è stato carino perché Daniele Piombi mi chiede di che cosa parla questa canzone e io risposi: parla di una donna che una volta chiamavo Pulcino ma che sarà passato del tempo e quindi sarà diventata una gallina. Bellissima questa risposta, complimenti, mi piace, mi piace. Il mappamondo invece è... Ma non era una gallina? No, No, mi e sarà in immagino. ascolto? No, no. No, mi immagino. Sono passati 30 anni, sei sempre bellissima. Bene, insomma, la gaffa è passata, bene. Allora, dicevo, il mappamondo invece è fonte di emozioni attraverso i viaggi. E in questo caso, qual è il viaggio che ti piacerebbe fare e che comunque insomma, aspiri a fare nel più breve tempo possibile? Beh, sarei banale se ti dicessi l'Egitto. Vabbè. Cioè, ho tanti impegni e quindi andrò tante di quelle volte in Egitto che non ti dico più Egitto. Benissimo. Però c'è Tanto un luogo... ci sei stato troppe volte. Esatto. Però c'è un luogo che vorrei visitare anche domani mattina, ci andrei di corsa. E sarebbe? Il Giappone. Ah, Io bellissimo. però non il Giappone Di Tokyo, dei grattacieli. dei grattacieli. Il Giappone classico, Cultura. quello delle geishe, quello dei samurai. Sono sempre stato innamorato, affascinato. Beh, amante della cultura egizia, mi sembra quasi normale anche della cultura orientale. Sì, la cultura orientale è una cultura fantastica, anche la Cina in qualche modo, ma il Giappone non lo so perché sento un richiamo da quella terra meravigliosa. Non ci sei ancora andato e quindi è il tuo prossimo viaggio? Probabilmente sì, dopo l'Egitto però, perché certo. mi sa che Ci gli saranno impegni impegni saranno molto tanti. più importanti. Benissimo, allora a questo punto guardiamoci questa clip proprio del Giappone, la meta preferita di Francesco Santocono.
La cultura del Giappone, la cultura del passato, una tradizione indelebile e quindi un viaggio che sicuramente farà parte dei tuoi sogni prossimi a questo punto. Sì, spero di andarci prima possibile, finirò i miei impegni con l'Egitto perché come tu sai... Stai preparando delle cose interessanti. E poi subito, se posso, mi preparo una bella gita in Giappone di almeno un paio di settimane. Ma vai, non dico sacco a pelo, però vai in una maniera totalmente free? No. Oppure organizzata? Vado free, ma voglio stare comodo. Certo, condivido. Io per free intendo nel senso... I tempi del sacco a pelo sono finiti da un Certo, po'. ma ci mancherebbe. Per free intendo più che altro con la possibilità di variare senza un ordine ben preciso le tappe. No, certo, non sono per i viaggi organizzati, a meno che non si tratti di crociere ben precise, non sono per i viaggi organizzati. Mi piace mettermi in macchina, girare, vedere posti e muovermi soprattutto come e quando voglio. E l'Egitto sicuramente è bellissimo, ma il Giappone ancora di più. Il Giappone è meraviglioso. Bene, allora a questo punto per chiudere la puntata e quindi chiudere l'ospitata di Francesco Santocono parliamo di musica, tanto per cambiare, non poteva non esserci all'interno di una trasmissione che insomma in prima persona mi vede protagonista. Tutti abbiamo una canzone preferita, beh la tua qual è? A parte le tue belle canzoni che hai sempre scritto. No, ma le mie canzoni non sono tra le mie preferite. Capisco, cioè, ho scritto delle canzoni carine, ma non sono bellissime. Io ho tante canzoni preferite, tantissime, Sì. te ne citerei a centinaia. Immagino. Invece ce n'è una che mi è entrata nel cuore e che ricordo in maniera... mi è entrata nel sangue, io la sento questa canzone, ogni colpo di chitarra mi fa impazzire. Scusa, dacci il titolo, siamo curiosissimi. Private Investigation dei Dire Straits. Dire Straits, Sì, bellissima canzone, intimistica al massimo. Esatto, è una specie di opera rock, sì. dove chitarra e pianoforte si parlano a vicenda con la batteria e il basso che fanno da sfondo in una maniera magistrale. E la voce di Mark, diciamo così, recitata più che straordinaria, cantata. è vero. Stupenda. È una canzone non pop, ma è una canzone che... Non è per nulla pop. Appunto, è una canzone che ti dà un verso totalmente diverso rispetto alla musica pop. Chi la volesse ascoltare, gli consiglio di ascoltarla in macchina d'estate, mentre si viaggia, magari a metà pomeriggio. Ti è capitato a te. Esatto. E quindi giustamente dai questo giusto esatto. Suggerimento. Bene, Francesco, è stato un piacere ritrovarti, farti raccontare le tue emozioni tra viaggi, ragazze perdute e altro. e siamo contenti perché ci lasci adesso con una canzone che è molto intimistica, un po' come la tua personalità. Grazie perché mi hai fatto un bel complimento. Private Investigation ha una grandissima personalità. Grazie a Francesco Santocono e allora subito la clip proprio della canzone dei Dire Straits, Private Investigation. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee, plus expenses, confidential information. It's in the diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. Checking on the pond, digging up the dirt. It gets me to all sorts. This line of work, treasure and treason.
There's always an excuse for it. But when I find a reason, I still can't get used to it. What you've got in the end of the day, what you've got to take over a bottle of whiskey and a new set of lights, blinds on the window and a pain behind the La bella canzone dei Dire Straits che chiude la puntata odierna di Football B-Side. Complimenti a Francesco perché ha scelto veramente una canzone bellissima. Il nostro appuntamento si conclude qui, ci rivedremo la prossima settimana con altri 2 personaggi. Con loro cercheremo di scoprire le loro storie e soprattutto anche le loro aspirazioni, se ne hanno. Appuntamento alla prossima settimana.